Pochi giorni fa il varo dei palischermi, oggi nella sede della Lega Navale la conferenza stampa per illustrare i dettagli della quinta edizione della Remata della Gioventù, in programma sabato prossimo a Olbia. Il campo di gara per il secondo anno consecutivo sarà nella Darsena tra via Escrivà e via dei Lidi, quartiere Tilibas. Ci saranno 3 corsie delimitate da boe. I palischermi partiranno dalla zona in prossimità della sopraelevata con la prua rivolta verso l'interno del golfo. Il percorso da 400 metri prevede un solo giro di boa e il ritorno. La gara vedrà sfidarsi tra vogate e sciate 12 equipaggi provenienti da Siniscola, La Maddalena, Porto Torres, Oschiri, Tempio, Cagliari e Olbia. Le imbarcazioni, dopo aver subito vistosi danneggiamenti a causa dell'alluvione dello scorso 18 novembre, sono ritornate come nuove, testimoni comunque di un passato glorioso della Marina Militare Italiana. Gli studenti guidati da Antioco Tilocca e da Pietro Moro hanno lavorato senza sosta per riportare i palischermi al loro antico splendore. Su queste imbarcazioni si affronteranno anche le squadre fuori gara, ovvero quelle dei commercialisti, avvocati, giornalisti, professori e volontari di Villa Chiara. Sia la squadra dei giornalisti che quella composta dagli avvocati indosserà la maglietta Ci facciamo in 4, ideata e stampata in nome della solidarietà. Il ricavato della vendita verrà infatti devoluto ai cittadini alluvionati di Olbia. L'appuntamento con la remata è per le 10 di sabato prossimo.